Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fra le vittime della repressione in Iran anche uno studente che aveva frequentato l'Università di Messina, che conta una folta comunità di iraniani, sit-in di solidarietà. Divieto di avvicinamento per i genitori del bambino di 11 anni picchiato a Catania con un cucchiaio di legno. A sottoparlo a violenze anche la madre, che lo chiudeva nello sgabuzzino per punizione. Dai 2 ai 4.000 euro per un falso certificato medico per ottenere l'invalidità dall'INPS. Sono 27 gli indagati della Procura di Caltagirone, tra loro 4 medici dell'ASP di Catania. Il pupazzo di un frate impiccato trovato vicino alla chiesa dello Zen è già nel mirino di intimidazioni. L'autore nega che si tratti dell'ennesima minaccia. Con le basse temperature molte scuole sono al gelo. A Siracusa gli studenti con sciarpe e coperte hanno occupato un liceo per protesta. Prima vittima dell'influenza a Catania, un 50enne è morto al Policlinico dove era arrivato con una grave insufficienza respiratoria. Si è conclusa l'eruzione sull'Etna, che era cominciata il 24 dicembre scorso con attività stromboliana, fontane di lava e più colate, riaperta la Mareneve. Calciomercato, Catania a un passo dal difensore Mirko Miceli, si lavora anche per regalare a Toscano un regista. Stoppa va in prestito secco alla San Benedettese. In apertura le proteste in Iran e la feroce repressione dal regime. Tra le vittime c'è infatti anche Yasin, uno studente che aveva frequentato l'Università di Messina, che conta tra i suoi iscritti molti iraniani. Oggi sit-in di solidarietà. Sentiamo Francesco Triolo. Una comunità sotto shock, quella degli studenti iraniani dell'Università di Messina. La notizia che uno di loro, Yasin Mirzei, ha perso la vita negli scontri legati alla repressione delle proteste popolari ha creato sconforto e rabbia. La comunità iraniana e straniera si è ritrovata all'interno della Galleria Vittorio Emanuele per un sit-in di solidarietà al popolo iraniano e per ricordare il loro compagno di studi. C'è chi ha condiviso con lui le aule e il percorso in geofisica, chi lo conosceva e lo ricorda come un ragazzo solare animato da grandi sogni e dal coraggio di credere in un futuro migliore, ma anche tanti altri studenti. La notizia della sua morte è stata data dall'Unione degli Universitari, che ha denunciato la dinamica atroce. Il giovane sarebbe stato raggiunto da ben 18 proiettili. In quanto studenti è sicuramente drammatico assistere al massacro di migliaia e migliaia di studenti nostri coetanei in Iran ogni anno. Questa è un'operazione di tipo dittatoriale da parte di un regime che vuole privare i giovani di uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, ovvero la libera opinione. Anche l'Università di Messina ha espresso il proprio cordoglio per la morte del giovane e con una nota di vicinanza e solidarietà si è rivolto anche alla comunità studentesca iraniana dell'Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza acuite dalla difficoltà di contattare familiari e amici in Iran. E torniamo alla cronaca. Il GIP di Catania ha disposto il divieto di avvicinamento sia per il padre che per la madre del bambino di 11 anni che veniva picchiato con un cucchiaio di legno. I due sono accusati di maltrattamenti. A imporre queste violenze al bambino era anche la madre, fra l'altro autrice del video diventato virale sui social. Luca Ciliberti. Emergono nuovi raccapriccianti particolari della vicenda ripresa in un video postato sui social, che ha visto come protagonista un ragazzino di 11 anni picchiato selvaggiamente dal padre a Catania. Il GIP Luigi Barone, lo stesso che qualche giorno fa non aveva convalidato il fermo dell'uomo, ha disposto il divieto di avvicinamento per entrambi i genitori, che adesso sono indagati per maltrattamenti aggravati in concorso. Il video dell'aggressione postato dalla vittima il 3 gennaio scorso su TikTok, utilizzando il profilo di un familiare, è diventato virale, ma i contorni della vicenda fino ad oggi erano rimasti poco chiari. Secondo quanto comunicato dalla procura etnea, emerge che anche la madre in più occasioni avrebbe picchiato il piccolo, sempre con un cucchiaio di legno, e che lei stessa sarebbe l'autrice del filmato da cui sono partite le indagini. L'11enne, in un primo momento, aveva dichiarato ai magistrati che a effettuare le riprese era stata la sorellina. Il video
video invece sarebbe stato realizzato dalla madre con lo scopo di mostrarlo al bambino a ogni disubbidienza. Dalle testimonianze, spiega in una nota il procuratore di Catania Francesco Curcio, è emerso un quadro indiziario di sistematica sottoposizione del minore a maltrattamenti da parte di entrambi i genitori, anche per banali monellerie, come essere salito su un banco di scuola o aver fatto piangere le sorelline. Analogamente sarebbero emersi rimproveri e schiaffi ai danni delle 3 figlie della coppia di 8, 7 e 4 anni. La Procura e il Tribunale per i minorenni di Catania hanno acceso un faro anche su un'altra vicenda che coinvolge questi bambini e la famiglia. Pochi giorni fa, infatti, una influencer di Catania ha postato il video di una serata, probabilmente quella dell'Epifania, in un teatro dove sul palco tra gli ospiti c'erano i 4 fratellini accompagnati dalla nonna materna, a cui sono stati momentaneamente affidati. Gli atti e i video sono arrivati al Tribunale per i minorenni, che adesso potrebbe adottare nuove misure rispetto a quelle già prese. Pagavano dai 2 ai 4 mila euro per avere un falso certificato medico da presentare all'INPS per ottenere l'invalidità o altri benefici. Per la Procura di Caltagirone ha scoperto un vero e proprio mercato di false certificazioni. Sono 27 gli indagati, tra cui 4 medici dell'ASP di Catania, un commercialista e un avvocato. L'organizzazione forniva un servizio all inclusive, tutto compreso, assisteva nella presentazione dell'istanza medica, preparava il richiedente a fingere la patologia falsamente diagnosticata e dava assistenza legale in caso di rigetto dell'istanza, almeno 19 i falsi invalidi. E adesso una scoperta inquietante: nel quartiere Zenne di Palermo è stato infatti trovato il pupazzo di un frate impiccato. Gli investigatori della squadra mobile pensano ad un'intimidazione nei confronti del parroco della chiesa, anche lui frate missionario. Marco Gullà. Una macabra scoperta, probabilmente un'intimidazione. Un pupazzetto di un frate con un cappio al collo appeso al muro è stato trovato dagli agenti di polizia nel quartiere Zenne a Palermo. La strada non dista molto dalla chiesa di San Filippo Neri allo Zenne 2, contro la quale a Capodanno sono stati esplosi alcuni colpi di fucile e pistola finiti sul portone in lamiera e sul quadro elettrico, alcuni conficcati sul muro. Il parroco della chiesa, Giovanni Giannalia, è un frate missionario e sono infatti in corso indagini per stabilire se ci sia qualche collegamento con la scoperta del pupazzetto. Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato San Lorenzo sono risaliti a un piccolo pregiudicato che abita allo Zen. Ha raccontato di avere trovato per strada il pupazzetto parecchi giorni fa e di averlo appeso al muro senza un motivo, escludendo ogni riferimento al parroco, ma le indagini proseguono. Intanto dallo Zen emerge una nuova ombra: l'acqua che si consuma nel quartiere non è mai stata pagata all'AMAP. La rete che la distribuisce non appartiene all'azienda Acquedotto, ma è in mano alla mafia. Il danno ammonta a circa 5 milioni di euro. Cosa Nostra, con un investimento di oltre 100.000 euro, avrebbe generato l'affare dell'acqua sotto i padiglioni dello Zenne 2, realizzando una rete idrica abusiva capace di rifornire l'intero quartiere e tagliare fuori l'AMAP. Allacci clandestini, gestione autonoma, riflesso di un quartiere icona del degrado. E veniamo alle basse temperature di questi giorni. Con il freddo molte scuole sono al gelo, in un liceo di Siracusa i termosifoni sono guasti e gli alunni hanno occupato la scuola con sciarpe e cappotti. Francesco Aloi. La coperta è necessaria più dello zaino in questo momento. Sì, assolutamente. A scuola con le coperte per sfidare il freddo. Benvenuti al liceo Corbino di Siracusa. I termosifoni non funzionano e fare lezione diventa impossibile. Per questo è occupazione. La sede centrale è da 3 anni ormai che ci viene detto che c'è questa caldaia malfunzionante e alcuni ci dicono che è rotta. Un freddo che non si può stare, infatti siamo da giorni con le coperte. In aula non c'è nessuno, sono tutti nei corridoi. Ci si muove per scaldarsi un po', ma adesso l'obiettivo è uno: fare arrivare la voce degli studenti al libero consorzio. Il problema è dovuto da una parte alla mancanza di fondi. Il libero consorzio vive infatti una situazione economico-finanziaria un po' particolare, e dall'altra anche la vetustà, insomma, degli impianti. Eccoli i termometri che i ragazzi hanno portato in classe. Temperature troppo basse. Così lunedì l'uscita è stata anticipata alle 11:30. Io vorrei porre una domanda alla provincia, appunto: ma in cosa state spendendo? State spendendo per la nostra educazione? Perché non mi pare. Noi siamo in delle condizioni in cui dobbiamo fare lezioni con 9, 10, 12 gradi in classe, non mi sembra abbastanza normale. Ma il problema riguarda un po' tutti. Per questo
quanto domani in città ci sarà una grande manifestazione degli studenti, anche se il freddo in aula non conosce confini. Da Palermo a Catania, la musica, anzi la temperatura, non cambia. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio in un'azienda sulla strada statale 114 tra Siracusa e Priolo. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 35 anni di Priolo è precipitato dal tetto della struttura dove era salito per verificare una possibile infiltrazione. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale San Marco di Catania per le gravi lesioni riportate. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. A Catania la prima vittima dell'influenza è un uomo di 50 anni morto al Policlinico dove era ricoverato. Resta in rianimazione un'altra cinquantenne, Giusy Lazzara. La corsa all'ospedale il 5 gennaio, l'arrivo al pronto soccorso del San Marco di Catania. Le condizioni del paziente catanese di 50 anni sono apparse subito critiche, il decesso 5 giorni dopo. Le fasi del ricovero le rende note un comunicato dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico San Marco che parla di un'iniziale crisi respiratoria e un arresto cardiaco già al pronto soccorso. Immediatamente l'uomo è stato intubato e gli è stato effettuato un prelievo di sangue per individuare l'eventuale presenza di virus influenzale. Poi il trasferimento d'urgenza al Policlinico per essere sottoposto al trattamento ECMO, la respirazione extracorporea, necessaria nei casi più difficili. Il paziente dal punto di vista respiratorio aveva risposto bene, ma ha avuto un netto peggioramento dovuto all'insufficienza polmonare che ha causato danni neurologici e dopo 2 infarti consecutivi è morto il 9 gennaio. Durante i 5 giorni di ricovero nell'unità di anestesia e rianimazione del presidio Rodolico per la gravissima insufficienza respiratoria è stata accertata un'infezione da virus influenzale del tipo A, sottotipo dell'ultima variante isolata. I medici per adesso non hanno potuto confermare che si tratti della cosiddetta variante K. Intanto resta alta l'allerta dei sanitari per i casi di gravi polmoniti sempre più frequenti come complicanza dell'influenza e ci sono ancora 2 pazienti che sono stati sottoposti alla respirazione extracorporea sempre al Policlinico. Una donna cinquantenne ancora ricoverata in rianimazione. Buona notizia invece per l'altro paziente, anche lui cinquantenne, che è stato trasferito in pneumologia e ha iniziato a respirare in autonomia. La Sicilia è la seconda regione d'Italia per casi di influenza. L'appello dei medici a vaccinarsi. Emanuela Corsi. La campagna vaccinale non è decollata in Sicilia, è maglia nera a livello nazionale appunto per l'adesione alle vaccinazioni. Eh sì, purtroppo, nonostante i nostri sforzi, le nostre promozioni, la vaccinazione antinfluenzale non ha raggiunto dei livelli ottimali. Siamo al di sotto del 50% nei soggetti a rischio, parliamo quindi di soggetti con più di 60 anni di età o nei bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Vaccini importanti per i soggetti fragili, però abbiamo visto che c'è stato un ultimo caso, un decesso di un uomo di 50 anni che apparentemente non aveva patologie. Infatti noi raccomandiamo la vaccinazione perché le complicanze dell'influenza raramente, ma possono essere letali. Si parla tanto di questa variante K, dottore, che è molto aggressiva e che a quanto pare però buca il vaccino. Cosa ci vuole dire a tal proposito? È comunque una variante di un ceppo contenuto nel vaccino, quindi il vaccino funziona, anche se funzionasse un po' meno, ma sicuramente protegge dalle complicanze. Le mascherine possono essere utili soprattutto quando si va a visitare dei pazienti ricoverati, dei parenti, degli amici che sono fragili e noi non sappiamo se siamo portatori del virus influenzale. Quindi usare la mascherina in questi casi particolari protegge sia noi stessi sia i nostri vicini. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlare del Palanesima di Catania e poi dello sciopero dei tassisti. A tra poco. Procedono spediti i lavori per la cittadella sportiva di Inesima a Catania, fra un anno prevista la consegna del Palasport. Tonino De Mana. L'accelerazione è di quelle importanti.
ed entro il 31 dicembre 2026 Catania potrà contare su un polo sportivo di valore assoluto che servirà da volano per rilanciare il quartiere di Nesima. Fiore all'occhiello sarà il Palasport da 4.500 posti, progettato per le Universiadi del 97, abbandonato, vandalizzato e depredato di tutto, tranne delle pareti perimetrali. Lo sguardo del sindaco trentino si perde nella struttura, quasi respira l'aria del grande evento. Noi non dico che pensiamo di portare i grandi tennis, però già riuscire a portare qualche partita di tennis, qualche torneo eventualmente al coperto, così come area eventi per concerti, nello stesso tempo diventerebbe anche uno strumento per avere un'alternativa per il nostro calcio a 5, per la pallavolo, per il basket. Per quasi 30 anni il Palanesima è stato simbolo delle opere incompiute. Oggi il cantiere mostra avanzati segni di rinascita. Stiamo andando avanti, stiamo con una certa alacrità, per fortuna tutto sta procedendo nel rispetto del cronoprogramma, anzi con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto previsto. Dobbiamo semplicemente modulare alcuni piccoli accorgimenti. La cittadella sportiva comprende anche campi di calcio e calcetto, piscina, arrampicata, skate park, pista ciclabile ed un grande parcheggio scambiatore. Rinviata al 2 marzo l'udienza preliminare nei confronti dell'assessora regionale al turismo Elvira Amata, accusata di corruzione. La coimputata, l'imprenditrice Marcella Cannariato, ha chiesto invece di essere processata con il rito abbreviato, per cui i procedimenti sono stati separati. La regione siciliana non si è costituita parte civile, ma ha tempo fino al 2 marzo. Si è conclusa l'eruzione sull'Etna, che era cominciata il 24 dicembre scorso con attività stromboliana, fontane di lava e più colate dirette nella Valle del Bove. Lo rende noto l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L'allerta per l'aviazione, il Vona è tornata verde, l'aeroporto è sempre rimasto comunque operativo, la strada provinciale Mare Neve è stata riaperta al transito. E veniamo allo sciopero nazionale dei tassisti, che rivendicano un reddito dignitoso e protestano contro gli Uber. Sentiamo Tonino De Mano. Freno a mano tirato e protesta nazionale dei tassisti contro le manovre politiche e gli interessi delle multinazionali, con un attacco specifico a piattaforme come Uber accusate di elusione fiscale. Anche a Catania è massiccia l'adesione dei tassisti allo sciopero indetto dalle principali sigle sindacali. Secondo i manifestanti, il fatturato di Uber Italy equivale a quello di oltre 450 licenze, ma con un gettito fiscale irrisorio per lo Stato. Siamo contrastati da questo Uber, da queste multinazionali che sono contro di noi, e non è possibile, perché noi lavoriamo regolarmente e loro lavorano slealmente. Si protesta per rivendicare un reddito dignitoso, per difendere il servizio pubblico e quindi per la sopravvivenza. Dobbiamo sottostare alle tariffe comunali, mentre loro lavorano a loro piacimento. Se c'è lavoro alzano il prezzo, se non c'è lavoro abbassano il prezzo, quindi noi dobbiamo portare pane a casa, abbiamo bisogno di portare pane a casa. Un vertice è stato convocato per domani a Roma dal ministro Salvini. Apprezzamento di Confcommercio Sicilia per il lavoro portato avanti dal governo regionale, frutto anche, scrive in una nota, del dialogo costruttivo maturato nelle scorse settimane. Il presidente regionale Manenti si dice fra l'altro soddisfatto per l'approvazione della bozza di decreto che destina 13 milioni e mezzo a misure di sostegno per le micro, le piccole e le medie imprese del commercio. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare di calciomercato e della trasferta del Catania a Monopoli. Siamo al calcio, in avvio di settimana, in vista della trasferta di Monopoli, l'attenzione è rivolta al calciomercato. Il Catania è pronto a ufficializzare l'ingaggio di Miceli e Spinte per il centrocampista Giabua, movimenti anche in uscita. Francesco Triolo. Il primo posto riconquistato grazie al pari del Benevento, fermato a Caserta, la voglia di dare continuità e non fermarsi, e poi il mercato. La settimana del Catania è piuttosto intensa e le buone notizie arrivano soprattutto dai movimenti in entrata ed uscita.
Con il Monopoli, avversaria domenica sera dei rossazzurri, è stato trovato l'accordo per il trasferimento in Sicilia del difensore 34enne Mirko Miceli, da 2 stagioni in forza ai biancoverdi. In questa stagione ha timbrato 18 presenze e realizzato 2 gol. Per lui è pronto un contratto biennale. Il giocatore è atteso in gruppo nei prossimi giorni dopo le visite mediche in tempo utile per essere convocabile proprio per la trasferta contro la sua ex squadra. Un colpo annunciato e che rappresenta un importante puntello per la difesa, per quello che lo scorso anno è stato premiato dalla Lega Pro come miglior difensore centrale del campionato. Movimenti anche in uscita. Gregorio Luperini, fuori organico da inizio stagione, è stato già ceduto in prestito al Livorno. Adesso tocca a Matteo Stoppa salutare per lui prestito secco alla San Benedettese, liberando così un posto negli slot dei 23 che potrebbe essere riempito da Emmanuel Ghiavois, 24enne dell'Atalanta in prestito all'Avellino. Il Catania ha presentato un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo, ma non ancora ritenuta soddisfacente, e si attende quindi un eventuale rilancio. Ma i rossazzurri hanno pronta anche un'alternativa, rappresentata da un centrocampista attualmente tesserato per un'altra società di Serie C, dalla quale sta provando a fare la rescissione. E sono partiti anche i colloqui per i rinnovi dei contratti di Beders e Jimenez, mentre Cicerelli è rientrato in città dopo l'operazione a Villa Stewart e proseguirà la terapia di riabilitazione sotto l'occhio attento dello staff medico rossazzurro. Per la partita di Monopoli sono da verificare le condizioni di Lunetta e di Gherardi, che ha ripreso ad allenarsi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.